Buongiorno a tutti. Non se ne accorge, forse, ma parla spesso al passato e al futuro. L'emergenza non è ancora finita, ma, sottolinea Zaia, stando ai numeri, con le terapie intensive sotto la soglia dei 200 posti letto occupati da pazienti Covid, il trend continua ad essere positivo, tanto che annuncia una pre-fase 2 prima del 4 maggio. Se non si apre non è colpa della regione, dice il governatore del Veneto che incalza. Si sbrighi il governo a fare il prossimo DPCM. Dipendesse da me, aprirei tutto con gradualità e responsabilità. A partire, dipendesse da lui, da parrucchiere, barbieri e centri estetici. Con la mascherina possono tagliare i capelli, spiega Zaia, che ricorda che per la categoria benessere dovranno seguire le istruzioni per l'uso anticontagio. Tra 2 mesi pensa alle vacanze a chilometro zero come auspicio per aiutare l'economia locale a risollevarsi. Si immagina ombrelloni distanziati, ingressi agli stabilimenti contingentati, distanze e mascherina se si va al chiosco, ma non per prendere il sole o per fare il bagno. L'importante è evitare assembramenti. Pensa anche ad un election day per le regionali da fare appena possibile a luglio, non certo in autunno, quando tra ottobre e novembre è prevista la seconda ondata del virus. Servirà per allora un presidente della regione a pieni poteri, dice. Ringrazia, ma declina gli inviti a diventare il prossimo leader nazionale del centrodestra. Non abbandono la nave ora, né i miei veneti in un momento di difficoltà, precisa. Infine, tra le belle notizie, cita la sanità straordinariamente ordinaria che non si ferma nonostante il Covid. Il centro di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova che ieri ha festeggiato un primato. Una bella notizia, il professor Gerosa, che saluto e ringrazio, ieri mi ha detto guarda che il nostro team, professor Gerosa significa cardiochirurgia Centro Gallucci di Padova, cioè i trapianti di cuore. Ieri nessuno se n'è accorto magari, ma è stato fatto il 1000° trapianto di cuore in Veneto da parte dello staff, anzi dal parte il 1000° cuore trapiantato dal team del professor Gerosa. Dulcis in fundo, un pensiero ai fidanzati, allontanati anche da un solo infinito chilometro. Tanti morosi giovanissimi, ligi alle regole, ne sono fiero, mi scrivono. Prometto loro che presto li libererò, una seconda giornata di liberazione. Che ti è successo? Cosa vuol dire 2 mesi?